Le polemiche sulle telecronache e sui telecronisti. Allora, io ne sento parlare da quando sono ragazzino, chi non amava i telecronisti un po' flemmatici della Rai, chi non amava quelli un pochino più ritmici della Fininvest, poi quando è arrivata Telepiù le polemiche sono aumentate, ma al di là dei gusti personali io sto leggendo tantissime polemiche sul modo di fare le telecronache che ci sono stati e che si sono le polemiche sono acuite molto negli ultimi mondiali che sono terminati da pochi giorni. Allora, io mi sento di fare un video per dire la mia e per, ripeto, al di là delle simpatie o delle antipatie personali che si possano avere su telecronisti e commentatori, io volevo porre l'accento e l'attenzione su qualcos'altro. Allora, al di là che come al solito ormai chi acquista i diritti televisivi di una manifestazione spende una barca di soldi e quindi deve convincere tutti che l'evento sia il più straordinario del mondo. Io sento dire dai mondiali del 2014 che Sky aveva questo motto, i mondiali più belli di sempre, ma stabilito da chi? Cioè, si devono giocare ancora, come fai a sapere che saranno i più belli di sempre? Che poi belli i mondiali del 2014, cioè chi lo stabilisce sono belli, brutti, l'evento più straordinario di sempre? Poi sono arrivati quelli successivi e sono diventati anche quelli per chi li aveva acquistati l'evento della vita. Al di là di questo, che sono comunque dei bravi venditori, solite urla durante le telecronache, tutto è fantastico, tutto è straordinario e vabbè. Adesso è nata poi la moda e questo a me e questo è un po' il fulcro del mio video. Allora, i telecronisti ormai fanno parte di un carrozzone nel quale non si limitano più a raccontare il singolo evento, ma cercano di diventare loro protagonisti quanto l'evento. Ma soprattutto non si vogliono inimicare, ma questo non il singolo telecronista, evidentemente è una linea editoriale, è qualcosa che arriva dall'alto. Voi fateci caso, non si inimicano mai tutto ciò che è istituzionale. Adesso, a chi è piaciuto l'interruzione durante il primo e il secondo tempo, l'hydration break? Ma che? Cioè, avete capito per quale motivo è stato fatto? Per mandare la pubblicità, per far incassare soldi alla televisione e per dividere i tempi di una partita da 2 a 4. A me sembra evidente questo. Però non se ne può parlare male, il telecronista non ti può parlare male di questa novità. E quindi quale moda è scattata? Quella di dire che la pausa sposta gli equilibri della partita. E quindi tutti i telecronisti hanno dovuto fare a gara quando riprendeva la partita alla metà del primo tempo, del secondo tempo. Io l'ho notato ad esempio in Norvegia e Inghilterra, la Norvegia non stava facendo un granché, c'è la pausa, tocca palla alla Norvegia e il telecronista questa è stata la sosta, questo è stato il break. Ma che è stato il break? Allora le partite di basket dovrebbero essere stravolte tutte dai time out. Certo, si danno indicazioni, si danno dei consigli, si riprendono i giocatori se stanno sbagliando qualcosa, ma non è che quei 2 minuti di pausa, cioè non è che è entrata la safety car nella Formula 1 che dice ha ricompattato tutto il gruppo, grazie che è cambiato. Sì, ma è una cosa diversa. E questa cosa mi è venuta in mente anche perché, se voi ci fate caso, allora, sia se voi lo notiate dalla televisione o andando allo stadio, io l'ho notato in entrambi i casi, l'inno della Serie A, bellissimo inno, bellissima iniziativa, bellissima innovazione, tutti noi sentivamo il bisogno di avere la musichina prima delle partite. Viene fischiato costantemente in tutti gli stadi,
dai 70.000 di San Siro ai 70.000 di Napoli, ai 70.000 di Roma, ai 5-10.000 di Reggio Emilia quando gioca il Sassuolo. Tutti gli stadi fischiano l'inno. Voi avete mai sentito un telecronista, uno, dire anche in tono negativo ci sono i soliti fischi all'inno della Serie A? Niente, zero, zero, zero assoluto, perché è istituzionale. E quindi non si deve neanche dire che c'è il dissenso nei confronti dell'inno, neanche in tono negativo, che mi potrebbe anche star bene come, tra virgolette, linea editoriale. Cioè tu mi dici, io non do spazio alle polemiche che fa la gente che va allo stadio, quindi io i fischi non li commento, come non si inquadrano ad esempio gli invasori di campo per evitare emulazioni. Perfetto. Però allora, quando ci sono i casi spinosi, che ne so, mi vengono in mente i primi, Lookman che doveva lasciare l'Atalanta, Leao, Lorenzo Pellegrini quando non rinnovava il contratto con la Roma. Ecco, questi casi un pochino spinosi, quindi questi casi che potrebbero generare polemica, come mai quando c'è la sostituzione di Lookman, c'era la sostituzione di Lookman, la sostituzione di Leao, il telecronista zittiva anche il commentatore tecnico dicendo sentiamo la reazione del pubblico all'uscita di Lookman, all'uscita di Leao, e quando arrivavano le bordate di fischi, avete sentito i fischi, gli ululati, i bu per i giocatori, perché dopo dovevi alzare la polemica. Allora lì il disgraziato del giocatore o dell'allenatore si poteva beccare anche la sottolineatura dei fischi. L'istituzionalità dell'inno no. E perché? Perché quando vengono fischiati gli inni nazionali viene giustamente fatto notare che non andrebbero fischiati, e quando viene fischiato l'inno della Serie A no? Fate attenzione ragazzi, perché chi vi racconta gli eventi ha una grande responsabilità, e se non è libero, anche qualcuno di voi poi può pensare che la divisione in 4 tempi sia una cosa positiva, e il calcio si rovina anche per questo, e si rovina anche per chi non esprime dissenso. Dissenso è la prima e fondamentale prova di una democrazia che funzioni, che sia uno Stato o che sia uno sport. Riflettete.